Ma oggi siamo tutti insieme per appunto inaugurare l'Isola Boschina. È già da 2 mesi che viene utilizzata con delle visite didattiche, delle guide, eccetera. Però oggi è il momento solenne, infatti abbiamo la Presidente dell'ERSA, ci sono dei dirigenti dell'ERSA, ci siamo noi dell'amministrazione, ma soprattutto c'è il WWF, ma tanta gente. Gente che viene anche da lontano utilizzando il Po, quindi una motonave. Oggi siamo contenti perché firmiamo un protocollo d'intesa che poi porterà ad una convenzione vera e propria per la gestione e valorizzazione dell'isola stessa. Però è importante perché mettiamo finalmente piede sull'isola e per poterla utilizzare nel futuro con diverse associazioni e per diverse iniziative, dalla didattica per le scuole, ma anche usufruirlo per tutte quelle associazioni o anche per quei momenti istituzionali che possono valorizzarla. E mi riferisco magari a convegni, mi riferisco a anche incontri importanti con le università, studiare proprio qual è la caratteristica naturalistica e faunistica di quest'isola, però legata anche al trasporto fluviale, nel senso che noi vogliamo valorizzarla nell'ambito del turismo e soprattutto dell'uso dell'acqua del Po, Canal Bianco, Paludi del Busatello, Isola Boschina e il Po, in modo da fare un cerchio, un circolo che possa valorizzare quanto di bello abbiamo allo Stiglia. Io sono arrivata qui la prima volta esattamente 2 anni fa, era il 29 settembre del 2013 e sin da subito ho capito quanto fosse importante comunque restituirla, riuscire a renderla, restituirla comunque ai cittadini e al territorio, perché credo che sia comunque tanto preziosa quanto peculiare, caratteristica. Qui abbiamo i resti di quella che era comunque una tradizione anche di pioppicoltura, abbiamo dei meravigliosi pioppi monumentali di cui uno è caduto proprio alcuni mesi fa e che adesso sono un monumento vivente alla natura che comunque è sovrana e che se lo riprenderà. Ne abbiamo ancora alcuni ancora che si ergono e quindi questo tanto per dire quanto può essere interessante e da vivere continuamente. Insomma, mi auguro veramente che questo possa essere l'inizio di una fruizione continua. Abbiamo una marea di idee meravigliose, nel senso di proseguire con le attività didattiche, ma anche promuovere molte attività culturali e soprattutto inserire veramente nell'ambito del sistema parchi dell'Oltrepo la presenza tangibile dell'isola, quindi in collegamento anche con le altre aree protette dell'Oltrepo mantovano. Per noi è un vero piacere come WWF essere presente oggi. In particolare questa giornata per noi è cominciata in prima mattina partendo da Suzzara, dove abbiamo un altro parco che si chiama Parco San Colombano. Proprio riallacciandomi a quanto detto Anna Maria prima, importante oggi è l'apertura dell'isola Boschina, ma è anche avere la consapevolezza che in provincia di Mantova il Po è una grande risorsa, fatta di piccoli parchi che punteggiano il nostro fiume, dal San Colombano al Foce Secchia, ad altre realtà che lungo il fiume sono dei punti di grandi potenzialità, sia per i cittadini, per le scuole, per fare educazione ambientale. Oggi è un momento di festa, oggi è un momento di prendere appunto maggiore consapevolezza delle potenzialità del nostro territorio. Oggi siamo qui appunto perché questa festa sia non soltanto per noi che abbiamo per tanti anni impegnato il nostro tempo in questa attività, ma sia per tutti i cittadini perché appunto si rendano conto di quanto di bello abbiamo nel nostro territorio.